A me piace proporli come antipasto, da mangiare con bruschette o pane fresco casereccio, ma sono un contorno perfetto anche per piatti di carne e di pesce. Ecco i peperoni in agrodolce cotti in forno, una ricetta siciliana facilissima che si realizza con un unico passaggio e pochi ingredienti. Protagonisti i peperoni, che devono essere molto freschi, grandi e carnosi. Dopo averli lavati, li taglio a metà per poter togliere picciolo, semi e filamenti bianchi. Via tutto, adesso li taglio a strisce verticali, non troppo sottili. E visto che i miei peperoni erano davvero molto grandi, taglio le strisce a metà. Scegliendo colori diversi, in questo caso peperoni gialli e rossi, otteniamo un effetto molto più bello esteticamente, ma potete utilizzare i peperoni che preferite. Li metto direttamente nella pirofila. Condisco quindi con sale, pepe nero macinato e un bel giro di olio di oliva. E adesso l'immancabile agrodolce. In un bicchiere verso l'aceto di vino bianco, nel mio caso 70 grammi, e lo zucchero 25 grammi. Attenzione perché queste sono le mie dosi. Ma l'agrodolce è un fatto di gusto personale. C'è a chi piace più delicato e a chi più forte. Dosate aceto e zucchero secondo i vostri gusti, magari facendo prima una prova. Verso la miscela sui peperoni e a questo punto manca ancora qualche fogliolina di menta e posso mescolare il tutto. Il forno è già caldo in modalità ventilata a 180 gradi. La cottura sarà di circa mezz'ora, ma più o meno a metà del tempo tiro fuori i peperoni e aggiungo anche pinoli e uvetta. Ingredienti facoltativi che volendo potete anche sostituire con capperi e olive nere, ad esempio. Rimetto in forno per completare la cottura. I peperoni non dovranno diventare mollicci, ma restare comunque un po' sodi e croccanti. E adesso sono pronti e li trasferisco in una ciotola. Li accompagno con un po' del sughetto prodotto durante la cottura e guarnisco con altre foglioline di menta per dare un tocco di colore e profumo in più. Il contorno è bello e pronto, ma prima di gustarlo meglio farlo intiepidire o raffreddare del tutto. Ogni ora che passa i peperoni in agrodolce alla siciliana diventano sempre più buoni. Potete benissimo consumarli anche il giorno dopo conservandoli in frigorifero. E se fa caldo e non vi va di accendere il forno, potete eseguire questa ricetta anche in padella. Fatemi sapere come li preferite lasciando un commento. Io invece vi mando un abbraccio e vi aspetto con un nuovo video. A presto!